Il vetro. Violento incidente questa mattina all'uscita dell'autostrada in direzione Venezia. Un tir è piombato sulle auto ferme in coda, il bilancio di un morto e 10 feriti. Consiglio regionale diviso sull'annuncio del ministro dell'Interno Matteo Salvini di un censimento delle popolazioni rom. La maggioranza sostiene il governo, possibilista il PD, una sperata elettorale secondo i 5 Stelle. Sono d'accordo con il ministro Matteo Salvini, serve un censimento sui nomadi, dura la presa di posizione della consigliera comunale leghista Silvana Tosi. Lavoratori delle mense degli ospedali veneti protestano a Palazzo Ferrofini contro il nuovo appalto sulla fornitura dei pasti, a rischio centinaia di posti di lavoro. Il rilancio del leader nelle cose reali, in progetti concreti, a dirlo il sindaco Brugnaro all'indomani dell'accordo per la costruzione di 2 resort al posto dell'ex ospedale. Da oggi potranno entrare nel porto commerciale di Venezia navi fino a 335 metri di lunghezza. Il precedente limite di 300 metri è stato alzato da una ordinanza. Grazie al WWF e ai volontari della Guardia Costiera domenica è stata salvata una tartaruga gravemente ferita a causa di un'elica. Il carapace era squarciato in 2 punti. Edizione veneziana dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, buonasera. Dunque il tragico incidente stradale, l'avete sentito dai titoli, registrato questa mattina a Marghera. Tragico il bilancio con un morto e ben 10 feriti. Vediamo. È piombato sulle auto in coda scatenando l'inferno. Violento incidente questa mattina verso le 10:30 all'uscita dell'autostrada a pochi metri dalla barriera di Villabona in direzione Mestre. 8 i veicoli coinvolti, tra cui 2 mezzi pesanti. Un tir ha tamponato le auto ferme in coda sulla corsia preferenziale verso la rotatoria di Marghera, rimasta chiusa nel tratto iniziale di immissione dal piazzale della stazione autostradale fino alle 13. Un groviglio di lamiere è quello che si sono trovati di fronte i soccorritori. 2 van finiti di traverso, un furgone col muso disintegrato, 2 macchine distrutte e l'auto su cui si trovava un 70enne di Salzano che ha perso la vita nell'impatto. È stato il primo ad essere colpito dal tir. L'auto ha carambolato contro il guardrail, finendo girata di 180 gradi. Oltre al decesso dell'uomo, il bilancio è di 10 feriti trasportati negli ospedali di Mestre, Mirano e Dolo. Qui sono stati portati un 21enne, una 16enne e una 54enne dimessi poco dopo. A Mirano invece sono stati sottoposti ad accertamenti 2 cinquantenni padovani. Sul posto i mezzi di soccorso del 118 intervenuti con 6 ambulanze e 2 automediche, i vigili del fuoco, la Polstrada e il personale di CAV. Non si sono create lunghe code né particolari disagi al traffico dal momento che il successivo svincolo della tangenziale di Mestre che immette sulla corsia preferenziale era libero. E adesso la folle e pericolosa corsa in gran parte addirittura contromano lungo la Treviso Mare da Jesolo fino a Monastiero. Il protagonista la sera di venerdì scorso, un 21enne rom residente a Vazzola nel Trevigiano che ubriaco al volante si è lanciato nel traffico ad alta velocità poco dopo le 20. Gli agenti della Polizia Municipale di Jesolo si sono subito messi all'inseguimento del giovane che viaggiava con 2 ragazze minorenne a bordo, sembra 2 cugine. La fuga è terminata a Monastiero dove l'auto è stata ritrovata in un fossato e i giovani rintracciati in un campo di mais nelle vicinanze. Il conducente, il 21enne, è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza in quanto presentava un tasso alcolico 3 volte superiore rispetto al consentito. E adesso la politica con il Consiglio regionale diviso sull'annuncio del Ministro dell'Interno Matteo Salvini di un censimento sulle popolazioni rom. La maggioranza sostiene il governo, mentre il PD è possibilista. Secondo invece i grillini, il Movimento 5 Stelle, si tratterebbe soltanto di una sparata elettorale. Allora vediamo. Io credo che tutti i residenti nel territorio nazionale e nel territorio veneto devono essere
chiaramente individuati con documenti di identità e con altre regolari attestazioni. Nei paesi civili funziona così, nei paesi non civili non funziona così. Bisogna essere molto determinati su questo, non ci possono più essere campi rom abusivi, sappiamo che sarà l'Europa a costringerci a chiudere i campi rom perché solo in Italia esistono ancora i campi rom e situazioni di grave illegalità come quelli che conosciamo nelle nostre città. Detta così può dare adito a qualsiasi speculazione, ecco, dal punto di vista degli obiettivi che si vogliono raggiungere, però che ci sia un controllo, che ci sia una verifica, che ci sia un rapportarsi per far crescere tutti gli abitanti delle varie regioni e dei vari comuni in modo tale che ci sia rispetto alla legalità e la convivenza pacifica, questo può essere sicuramente positivo. Penso che non sia l'obiettivo di schedare nessuno, ma di regolamentare quelle che possono essere appunto residenti che molto spesso sono fuori da quella che è l'anagrafe dei comuni. Quindi sicuramente mettere in atto un'azione soprattutto di monitoraggio di una situazione che magari negli anni passati è stata lasciata all'improvvisazione. Sparate elettorali che non fanno bene a nessuno, tantomeno alla giustizia. Io voglio che vengano fatte delle dure leggi contro i criminali, contro chi infrange la giustizia. Non bisogna andare a guardare chi lo fa o chi non lo fa, bisogna andare a colpire fortemente i criminali. È molto grave quello che è successo dall'idea, insomma, di leggi che questo Paese votò nel periodo fascista, si chiamavano le leggi razziali, e non credo che nessuno voglia tornare a quell'epoca, anche perché non è stata una bella epoca per l'Italia. Il comunismo non è stato sicuramente meglio né del fascismo né del nazismo. Comunque io non mi ritengo né fascista né comunista, mi ritengo una persona di buon senso, come sono certo una persona di buon senso è anche Matteo Salvini. E condivide pienamente invece l'idea di Matteo Salvini la consigliera leghista veneziana Silvana Tosi, conosciuta in città per le sue battaglie contro i campi rom, in particolare contro il campo rom di via Vallenari. Vediamo. Sono completamente d'accordo, è necessario un censimento sui nomadi. Lui ha specificato sui nomadi, cioè non su coloro che sono integrati nelle case, cioè sui rom e i sinti, e poi gli irregolari vanno espulsi, sicuramente completamente d'accordo con Matteo Salvini. All'indomani delle dichiarazioni del ministro dell'Interno Salvini sul censimento dei rom, sposa la sua causa la consigliera comunale leghista Silvana Tosi. È necessario prima di tutto che si occupi dei campi nomadi, che sono luoghi di degrado e di segregazione razziale, perché essi vanno completamente smantellati. E poi io direi che ci sono 150 baraccopoli in tutta Italia e sicuramente vanno smantellate. Allora grazie Salvini che si occupa della sicurezza degli italiani. Tosi si batte da sempre per la chiusura dei campi nomadi, a partire da quello di via Vallenari a Mestre. Un luogo di degrado, sicuramente sono venuti a dirmi che è stato sbagliato. Anche i politici di allora hanno detto che è stato uno sbaglio, però ricordiamoci che è stato uno sbaglio dei quali hanno speso 4 milioni di euro della cittadinanza di Venezia, quindi è un grave sbaglio che noi stiamo pagando, che abbiamo pagato. Allora queste persone sono cittadini italiani e quindi non vanno segregati, vanno organizzate delle politiche di integrazione. Adesso cambiamo argomento, parliamo di giustizia con il presidente del Veneto Luca Zaia, il procuratore della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi e il presidente della Corte d'Appello di Venezia Ines Maria Luisa Marini, che oggi hanno firmato a Palazzo Balbi un doppio accordo in cui la Regione si impegna a sostenere economicamente l'utilizzo negli uffici giudiziari di tirocini di laureati in giurisprudenza e di soggetti che già percepiscono indennità di mobilità dall'INPS. Stiamo tentando
cercando, ha spiegato così Zaia, di ragionare per dare un aiuto agli uffici giudiziari che hanno bisogno di personale. Quello che facciamo oggi, prosegue, di sicuro non basta, ma aiuta. Con 1 milione di stanziamento dal Fondo Sociale Europeo, la Regione ha messo in piedi anche un'attività, sempre nell'ottica di supporto agli uffici giudiziari, relativa a soggetti svantaggiati per difficoltà finanziarie, prevedendo per un centinaio di persone che svolgono lavori socialmente utili uno stipendio part-time, oltre alla necessaria formazione e orientamento. E adesso il presidio che si è tenuto questa mattina a Palazzo Ferrofini da parte dei lavoratori e le lavoratrici delle mense ospedaliere e dei presidi ospedalieri. Perché? Perché sono a rischio centinaia di posti di lavoro. Vediamo. Le mense degli ospedali veneti chiuderanno a partire dal 1° luglio e sul futuro degli 850 dipendenti permane l'incertezza. Parte di loro saranno reimpiegati nel nuovo appalto per la ristorazione, ma i sindacati temono alcune centinaia di esuberi. Una cinquantina di lavoratrici ha protestato in mattinata di fronte a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Il mega appalto che è stato fatto e che è stato vinto dall'azienda Serenissima potrebbe voler dire che, visto che i pasti vengono confezionati nel mega centro di Boara Pisani, i cuochi che sono di altre province potrebbero non andare a lavorare lì, o le assistenti che portavano il cibo ai degenti nei reparti ospedalieri potrebbero saltare o vedere ridotto il loro orario di lavoro. La clausola sociale del nuovo bando non vincola l'azienda a riassumere tutti i dipendenti del precedente appalto. Secondo le stime dei sindacati, in alcuni ospedali i tagli arriveranno al 35-40% del personale legato alla ristorazione. A livello regionale si parla di circa 300 persone. Paura di perdere il posto di lavoro, che comunque venga decurtato l'orario e anche lo stipendio eventualmente, che già poco prendiamo, sarebbe da fame. Siamo tutte donne che lavorano, che hanno famiglia e tante altre cose, quindi è un bel disastro. Una delegazione dei lavoratori ha incontrato i rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in Regione per chiedere loro garanzie sul futuro. Vogliamo che la Regione sia garante di quello che ha promesso l'anno scorso, per cui non ci basta il tavolo tecnico che ci è stato proposto, ci vuole anche un tavolo politico, perché qui ci sono 850 famiglie che ballano. E adesso l'incendio, un'auto a fuoco che c'è stata nel pomeriggio, quel di Porto Marghera, poco prima delle 17:30, con i vigili del fuoco intervenuti immediatamente in via della Libertà, nel pressi del centro Vega, appunto a Porto Marghera. Illeso il conducente dell'auto che ha preso fuoco, l'automobilista, mentre percorreva la strada si è accorto che qualcosa non andava ed ha accostato, mentre l'auto, eccola vediamo in questa foto dei vigili del fuoco, si è immediatamente incendiata, provocando una densa colonna di fumo nero visibile da molto distante. I pompieri intervenuti da Mestre con 2 squadre, l'auto è andata completamente distrutta. E adesso una notizia che ci porta in quel di Chioggia, con un pescatore che stava sistemando delle ceste di plastica contenenti molluschi quando è scattato il controllo da parte delle forze dell'ordine. I militari dell'Arma hanno sanzionato un 71enne chioggiotto sorpreso con ben 600 kg di vongole veraci caricate nel bagagliaio della propria auto, tutte prive del documento di registrazione per molluschi vivi. La mancata registrazione, valida anche per la rintracciabilità di filiera, ha portato ad una prima sanzione da 2.000 euro. La contravvenzione si è poi estesa anche al trasporto delle ceste di vongole all'interno di un veicolo non in possesso dell'autorizzazione sanitaria per il trasporto di prodotti alimentari. Insomma, tutti i molluschi per un valore commerciale di circa 5.000 euro che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo perché ancora vivi e rigettati nelle acque lagunari per il ripristino del ciclo vitale. Adesso da Chioggia ci trasferiamo in quel del Lido di Venezia con il rilancio del Lido che dice il primo cittadino Brugnaro essere nelle cose reali, cioè in progetti concreti, dice. E così Brugnaro all'indomani dell'accordo che prevede la costruzione di 2 resort al posto dell'ex ospedale. Vediamo. L'ospedale al mare adesso riapre
con 9 mesi all'anno, vuol dire dare una grande vitalità all'isola, vuol dire che il mercato, per dire, dove ci sono gli ambulanti che vengono con grande difficoltà, con i feribot, costi maggiori eccetera, troveranno persone, vuol dire che gli stessi trasporti pubblici avranno più senso, perché molto spesso al Lido in certi orari, soprattutto nei periodi di bassa stagione, tanti feribot erano quasi vuoti, per cui c'ha tutto un senso di rilancio economico della città, quello che avevamo detto, e per cui insomma siamo fiduciosi che questo continui. Il rilancio del Lido che la città attende da troppo tempo sta diventando realtà. Prova ne è l'accordo appena firmato per la riconversione dell'ex ospedale in 2 lussuose strutture alberghiere, una con 350 camere, l'altra a 4 stelle con 180. Siamo contenti, abbiamo lavorato anche lì in grande silenzio, grande attenzione, Cassa Depositi e Prestiti, ma anche insomma, operatori importanti ci hanno dato fiducia, hanno visto quello che abbiamo fatto al Lido, abbiamo lavorato con loro con molta calma, devo dire, voglio ringraziare ancora una volta l'ASL di Venezia, perché ha dato il suo consenso, è un'operazione molto complicata. Fra l'altro vi ricordo che nel frattempo abbiamo messo a gara l'aeroporto e abbiamo avuto una gara fatta per un operatore aeroportuale che ha vinto e che ha cominciato a lavorare con gli elicotteri, con gli aerei che possono atterrare, per cui il rilancio del Lido è nelle cose reali. Ma i progetti non si fermano qui. Abbiamo avuto una proposta che a noi di cui siamo molto contenti, è di fare una casa per anziani autosufficienti, vicino Nex e Colonia, vicino al Golf Club, una cosa molto bella, uno dei pochi luoghi così vengono fatti in Europa, poi ci stiamo agganciando alle migliori pratiche del welfare europeo, insomma, credo di questo siano cose belle. Una nuova ordinanza della Capitaneria del Porto di Venezia cambia l'accessibilità appunto del porto commerciale di Venezia. Ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità. Eccoci rientrati in onda in diretta, ben ritrovati con questa edizione veneziana dei notiziari di Antenna 3. Nel prossimo servizio tutti al porto commerciale di Venezia con una nuova accessibilità cambiata dopo una nuova disposizione della Capitaneria del Porto. Vediamo. Oggi è un grande giorno, finalmente possiamo accogliere anche le navi e contenitori da 8.500 TEU, una dimensione che non era mai stata raggiunta al Porto di Venezia, che garantisce che il Porto di Venezia riacquisti pienamente la propria posizione di porto leader o tra i porti leader dei porti dell'Alto Adriatico. Questo è un grande risultato che premia sia il nostro lavoro, il nostro sforzo, ma soprattutto premia l'economia del territorio. Il porto commerciale di Venezia estende l'accessibilità nautica con la nuova ordinanza emanata dalla Capitaneria, che dà efficacia immediata ai recenti lavori di adeguamento del bacino di evoluzione lungo il canale Malamocco-Marghera svolti dall'autorità portuale. Da oggi è dunque possibile entrare nello scalo per le navi con pescaggio fino a 11,5 metri e lunghezza massima di 335 metri, al posto del limite dei 300 precedentemente in vigore. Entro la fine di luglio si concluderanno anche gli scavi a ridosso della sponda ovest del canale industriale. Nuovi interventi di escavo sono in programma per i prossimi mesi. Siamo in attesa di incontrare il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, informa il Presidente dell'Autorità Portuale Pino Musolino, per conoscere gli orientamenti del nuovo governo sulle soluzioni per deviare le navi da crociera dagli attuali percorsi. Per quanto riguarda invece il porto commerciale di Marghera, sbaglia chi ritiene che permettere l'accesso a navi più grandi sia in contrasto con gli interessi della città. Il porto di Venezia è un grande porto commerciale, un grande porto industriale e grandi navi devono arrivarne, perché altrimenti non creeremo l'economia del territorio, non creeremo i posti di lavoro che sono necessari per garantire che poi a Venezia ci siano ancora abitanti. New entry tra i banchi del Consiglio regionale Veneto, ecco chi occuperà lo scranno lasciato vuoto dal leghista Marino Finozzi. Dopo le dimissioni del veterano Marino Finozzi entra in Consiglio regionale Maurizio Colman, primo dei non eletti tra le file della Lega. È come essere al primo giorno di scuola, quindi
emozione, tanta voglia di fare, tanta voglia di conoscere, di mettersi in gioco e di dare quelle risposte che le nostre comunità attendono. 45enne, ex sindaco di Piovene Rocchette, Maurizio Colman ha conquistato 2285 preferenze alle elezioni del 2015. Agli annali resta la sua ordinanza antinomadi che fece molto discutere nel 2005. A tutt'oggi resta in vigore il divieto di campeggio su tutto il territorio del comune vicentino. Il mio principale impegno, dichiara il neoconsigliere, sarà a sostegno della battaglia epocale per l'autonomia del Veneto. Io credo che la trattativa per l'autonomia sia l'unico ultimo spiraglio di salvezza per i nostri territori. I nostri territori sono troppo spesso e da troppo tempo considerati una sorta di periferia dell'impero, una sorta di zona grigia poco conosciuta dallo Stato centrale, o meglio conosciuta solamente quando con fare predatorio e vessatorio viene ad imporre le proprie tasse e le proprie gabelle. Io sono convinto che qui il riscatto delle comunità locali passi in prima battuta per l'autonomia del Veneto e quindi avanti tutta con l'autonomia. E adesso una buona notizia grazie al WWF e ai volontari della Guardia Costiera con il salvataggio di un raro esemplare di caretta caretta, una tartaruga rimasta gravemente ferita. Vediamo. Allora, adesso la tiriamo sopra, tiriamo sulla vasca adesso, bene, bravi. Era squarciata in 2 punti, ma grazie a un lodevole lavoro di squadra questa tartaruga è stata salvata. Domenica nelle acque lagunari vicino a Bunano e Mazzorbo un uomo l'ha vista vagare in queste condizioni e ha lanciato l'allarme. No, non è tanto, non è tanto. Voleva la carne qua. A causare le lacerazioni alla tartaruga della specie caretta caretta è stato l'impatto con l'elica di un natante. L'operazione di salvataggio coordinata dall'Oasi WWF Dune degli Alberoni è stata resa possibile grazie ai volontari della Guardia Costiera che l'hanno trasportata a Treporti, dove il direttore del Museo Civico di Jesolo, che collabora con il WWF, l'ha consegnata a un veterinario della rete dei volontari autorizzati dal Ministero dell'Ambiente per i primi accertamenti sullo stato effettivo di salute e le successive cure. Aspetta, dobbiamo prendere. Chiediamo che si cerchi di porre un limite al traffico acqueo eccessivo anche con maggiori controlli, è l'appello del WWF, perché purtroppo molti sono i comportamenti al di fuori delle regole e forse manca anche il rispetto delle norme sulla velocità, ad esempio da parte dei diportisti. Le conseguenze sono evidenti, continua, ma ci sono anche quelle arrecate all'ambiente per via del moto ondoso. E adesso una notizia, quella della nostra programmazione, a breve alle 20:10 non mancate con l'appuntamento di 20:10, appunto, e con l'ospite il neosindaco di Treviso Mario Conte. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, ci salutiamo con le previsioni del tempo. Arrivederci e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 20 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole, sulla nostra regione infatti il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso al mattino, del tutto sereno invece al pomeriggio. Possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature in aumento, minime tra 19 e 23 gradi, massime comprese invece tra 27 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà ben tempo con ampio soleggiamento un po' ovunque. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori, salvo per addensamenti del tutto innocui, non sono infatti previste precipitazioni. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 32 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori, salvo per addensamenti sulle Alpi di confine, dove non si escludono isolati ma deboli piovaschi pomeridiani. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 27 e 31 gradi.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.